3 minuti. Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo con il professor Giovanni Liguori, che è il direttore della clinica urologica di Asuggi. Nella prima parte siamo in compagnia di Roberto Bolelli di Mare Nord-Est, perché sta per incominciare il 23, 24 e 25, appunto l'edizione 2025 di Mare Nord-Est. Prima però la notizia è giunta in redazione qualche minuto fa, abbiamo appreso della scomparsa di Nino Benvenuti. Per il mondo dello sport, ma direi fondamentalmente, quantomeno per alcune generazioni di questa città, insomma Benvenuti era quello che era, un mito, perché è stato un mito della box, una leggenda, insomma, inutile andare a far finta di non essere orgogliosi. Assolutamente, Nino Benvenuti rappresenta un mito per tutto il mondo dello sport, ma anche perché rappresenta proprio la triestinità fondamentalmente, nel senso che è una persona che ha sempre fatto proprio l'amore che aveva nei confronti della propria terra. Sì. Nino francamente è una persona, Nino Benvenuti è una persona che rappresenta veramente la tenacia, la forza, la capacità di soffrire, e che lo ha portato ovviamente a diventare il campione del mondo negli anni che furono. Veramente è una grande mancanza, anche perché so che era molto attaccato a tutto il mondo dello sport. Io l'ho intervistato credo 14 anni fa, e devo dire la verità che in quell'occasione c'è sempre stata una sorta di, come dire, vado a intervistare Benvenuti. Era qualcosa di molto, perché poi è quasi impossibile che non ci sia triestino che o per una roba o per l'altra abbia avuto a che fare con lui, con i fratelli, con la famiglia. Così non è una notizia che daremo con facilità, insomma, perché penso che chiunque di noi, ripeto, era legato a questo personaggio. Per quanto mi riguarda, io ho ancora la fotografia a casa con la dedica di mio nonno, perché Nino Benvenuti a suo tempo faceva parte dei Vigili del Fuoco, sì, e mio nonno era il suo caposquadra, e ho ancora la dedica al mio capo, fondamentalmente, quindi per me è sempre stato veramente un'icona. Io dovrei avere anche una foto con autografo, se non mi sbaglio, andrò a scartabellare in questi giorni. Vabbè. Parliamo di Mare Nord-Est. Tanto questa vedo che è l'edizione numero 14. Sì, tempus fugit, dicevano i latini, e quindi sono passati già 14 anni da quando i classici tre amici al bar si incontrarono per portare avanti un progetto che era quello di sviluppare la cultura del mare. 14 anni fa non si parlava tanto del mare come se ne parla adesso. Interrompo solo e chiedo scusa in anticipo, perché delle volte mi infilo nelle... bisogna proprio storicizzare le cose, no? Cioè noi diciamo, una manifestazione ha 14 anni, 20, eccetera, no? E delle volte dimentichiamo che cos'era l'oggetto della manifestazione, nel frattempo, come dire, anche sedimentata nel tessuto anche sociale della città, ma appunto 14 anni fa parlare di mare era altro rispetto ad adesso. Completamente diverso, e la dimostrazione di questo è che all'inizio ovviamente avevamo particolari difficoltà nel far arrivare il messaggio anche alle stesse istituzioni, che invece adesso come adesso sono veramente molto più attente a darci quegli aiuti che ci permettono poi di sviluppare le manifestazioni e tutto quello che corre dietro le manifestazioni. E una delle esperienze più belle è stata quella negli ultimi anni di avere dietro appunto al mondo istituzionale il Mare Nord-Est, che ha sviluppato una serie di interventi soprattutto nei confronti dei bambini, nei confronti delle persone tra virgolette più giovani, per sviluppare quella attenzione nei confronti delle tematiche ambientali, che a questo punto non sono solamente parole, ma sono realmente fatti. E questo è dimostrazione chiaramente che il messaggio che 14 anni fa avevamo pensato aveva delle fondamenta reali, e a maggior ragione adesso, perché la stessa situazione geopolitica, i momenti che stiamo vivendo sono momenti particolarmente difficili,
pone le attività subacquee sotto un punto di vista che 14 anni fa nessuno sospettava potessero avere. Faccio un esempio, la semplice difesa dei cavi che portano le connessioni internet certo. sono diventati punti strategici per i quali addirittura le istituzioni a livello nazionale hanno pensato di creare delle strutture apposite come il polo della subacquea, il polo nazionale della subacquea, che tra le altre cose ha avuto anche il supporto della regione Friuli Venezia Giulia. È una notizia di poco tempo fa che la regione ha partecipato con uno stanziamento importante proprio per aderire a questo polo scientifico che vede le massime eccellenze del mondo dell'industria. Faccio un esempio, Fincantieri, Gruppo Leonardo e così via. E analogo discorso vale anche per esempio, e questo bisogna dare atto all'attuale amministrazione regionale, di aver steso un disegno per la salvaguardia delle istituzioni degli OTS, degli operatori tecnici subacquei. Segno evidente che anche il lavoro subacqueo, che una volta era visto in maniera un po' tra virgolette rocambolesco, comune o comunque in maniera molto più semplice di quello che era, e che invece adesso ha assunto una personalità completamente diversa. Quindi in questi 14 anni veramente sono cambiate tante cose. Perché voi vi focalizzate, adesso magari focalizzate forse non è corretto, ma comunque molto guardate proprio al sott'acqua. Certo, noi nasciamo praticamente come gruppo di operatori subacquei, come istruttori subacquei, come operatori subacquei, quindi è da lì che è nata un pochino questa volontà di far conoscere il nostro mondo, che era molto pittoresco, ma che secondo noi meritava un'attenzione completamente diversa. Il lavoro fatto in questi 14 anni evidentemente ci ha dato ragione, perché lo stesso supporto che noi abbiamo attualmente ci viene offerto da quelle aziende che vedono anche nel mondo della subacquea risorse importanti sia per lo sviluppo economico che per esempio per lo sviluppo del settore turistico fondamentalmente. Quindi ci sono ricadute importanti. Ecco. Io ho due miei amici, due miei compagni di classe tra l'altro, che sono pazzi per la subacquea e li saluto. Uno si chiama Renzo Petraco, non so se certo. Quello è andato fuori di testa questa roba, e anche non so se è anche Luciano Cirinà, che delle volte scende addirittura da Vienna o da Praga, quindi Renzo lo conosciamo, è veramente un grandissimo appassionato, soprattutto nell'ultimo periodo ha preso una svolta più tecnica e tra le altre cose riteniamo molto importante questa svolta perché sarà uno degli argomenti di Mare Nord-Est di quest'anno. In che senso una svolta tecnica? Nel senso che ci sono diverse branche, diciamo, della subacquea, c'è quella tra virgolette più ricreativa, che è quella che permette a ogni persona di poter scendere in acqua con dei limiti ben precisi che sono quelli dati dai brevetti tra virgolette di tipo ricreativo sportivo. Poi c'è una branca molto più specifica che è quella della subacquea tecnica, una subacquea che è molto più organizzata, che permette tempi e profondità maggiori rispetto alla subacquea ricreativa e che quindi amplia la possibilità delle esplorazioni subacquee. Ecco, è un settore molto più, diciamo così, ristretto perché comporta costi, addestramento, tempo completamente diversi, ma che offre tanto di più. E noi per questo motivo, proprio ritenendo la subacquea tecnica un settore sicuramente interessante, quest'anno a Mare Nord-Est abbiamo aperto due focus. Uno proprio sulla storia della subacquea tecnica, avendo con noi il padre fondatore della subacquea tecnica italiana, cioè il dottor Fabio Roberti, e in seconda battuta avremo uno dei più grandi esploratori subacquei che usano la subacquea tecnica, che è il Andrea Marto Calbertini, che per intenderci è colui che ha fatto le ultime immersioni sull'Andrea Doria, quindi a 75 metri di profondità con correnti, quindi in un quadro molto particolare, e che tra l'altro quest'anno a Mare Nord-Est proporrà uno studio su quelli, una serie di filmati, su una serie di relitti che sono stati ritrovati nello stretto di Messina, nello stretto di Sicilia, con una particolarità. Gran parte di questi vengono dalle nostre terre, vengono da quelle famiglie di spedizionieri triestini che avevano puntato molto su questo tipo di lavoro. Mi tolga una curiosità. Allora, quando anni fa, insomma, poi dopo uno rimane giocoforza, verrebbe da dire, legato alle cose che seguiva quando era bambino, insomma,
Anni fa, quando si parlava di subacquea, l'immaginario collettivo vedeva Maiorca, Mayol, Certo, poi addirittura, Jacques Mayol. no? Che poi ha una storia anche molto bella, Mayol, Moltissimo. interessante. Strano che non sia mai stata raccontata, o forse sì, ma questo è un altro discorso. Oppure Cousteau, insomma, questi nomi quasi da pionieri per certi aspetti. Mi sembra di capire che adesso, per quanto riguarda le immersioni in apnea, eccetera, come dire, l'attenzione sia meno, sia scemata un pochettino, eccetera. È così? Allora, e se è così, c'è una ragione specifica? Allora, io mi sto mettendo il vestito il più moderato possibile perché sono un accanito fan della subacquea in apnea. Ho capito. Ma la subacquea, i record in apnea di una volta erano molto più semplici da digerire da parte delle persone perché erano quasi tutti in un assetto che era quello che veniva considerato l'assetto variabile, cioè c'era una persona che veniva collegata ad una zavorra, scendeva giù nel più breve tempo possibile e ritornava su fondamentalmente spingendo con le pinne, con la forza che aveva sviluppato in anni e anni di allenamento e con questa capacità incredibile di resistenza. I padri di questa tipologia di lavoro sicuramente sono Enzo Maiorca e Jacques Mayol. Purtroppo andando avanti sono cambiati tutti i sistemi con i quali si vanno a sviluppare questi record, però ce n'è uno che io penso sia quello proprio più puro, che è quello dei record in apnea che viene fatto proprio nuotando. Cioè, in questo caso, e qui a Mare Nord-Est avremo la massima rappresentante della subacquea in apnea in questo stile, che è Sandra Delia, che ha appena fatto il record non più tardi di 10 giorni fa alle Filippine, scendendo a meno 103 metri solamente nuotando, quindi senza maschera, senza pinne, scendendo giù da un cavo e risalendo con la forza delle gambe e delle braccia. È veramente la forma più vera dell'apnea, che riprende un po' quello che tanti anni fa facevano coloro che andavano a pescare le spugne nel mare della Grecia. Narra diciamo così, la leggenda che uno dei primi a fare questo tipo di lavoro fu un pescatore di spugne che andò a intercettare le ancore che erano state perse di una corazzata italiana e scese a 85 metri di profondità, stiamo parlando della prima guerra mondiale, andando a recuperare questa ancora. Nuotando? In questo caso qua scendeva semplicemente nuotando, quindi veramente la vera come si dice, la parte sportiva proprio dell'apnea. Sandra Delia sarà presente, racconterà la sua esperienza e soprattutto racconterà l'allenamento incredibile fisico e mentale, riprendendo un po' anche sì, perché ci vuole, sì. Riprendendo un pochino le due scuole, quella di Maiorca e quella di Mayol, perché Maiorca era più uno subacqueo fisico, Mayol era un po' più di tipo mentale, con degli approcci molto più, diciamo così, interiori, riprendendo le due cose insieme, facendole proprie e facendo queste risultati. Poi erano amici noi due? Sì. Posso dire senza ombra di dubbio che erano amici. Sì. Ho avuto l'occasione di conoscere Enzo Maiorca, sono stato a casa sua anni fa e tra l'altro noi portammo una pietra del Carso modellata a forma di delfino per cesellare, per così, cementare, per dimostrare l'amicizia che legava Enzo Maiorca con Jacques Mayol, tant'è che questa statua che rappresentava un delfino, che era l'emblema di Jacques Mayol, è stata posizionata sulla tomba di Rossana Maiorca all'interno della riserva del Plemmiro. Noi eravamo presenti con la nostra troupe. Sì, è una cosa triste però bella, insomma. Sì, racconta un pochino di valori che adesso, forse adesso si sono perduti. Allora, non vorrei togliere poi spazio a tutte le manifestazioni, eccetera, 23, 24 e 25 maggio. Tutto si svolge in Piazza Unità? Tutto in Piazza Unità d'Italia sicuramente, anche se poi abbiamo una grande manifestazione di carattere sportivo che sarà la nuotata delle Tre Nazioni, perché abbiamo nel nostro staff abbiamo pensato di organizzare, questo è il secondo anno, l'anno scorso è stata la puntata zero, abbiamo verificato la possibilità di farlo, ma abbiamo quest'anno 11 partecipanti che partiranno da Punta Salvore e nuotando arriveranno fino a Trieste, arrivando appunto alla Scala Reale. Il giorno 25 che è domenica, tempo permettendo, 25. Perché su quello purtroppo quello non potete. Sentivo prima anche perché
il mio collega Bernardo Gulotta sta preparando anche dei servizi, eccetera. Ci sono anche dei premi, dei riconoscimenti che verranno consegnati. I più importanti senza ombra di dubbio del mondo della subacquea, perché Mare Nord-Est è il 4º anno consecutivo che insieme all'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche della Subacquea ha la possibilità di offrire al pubblico triestino di appassionati e non la possibilità di conoscere e di incontrare i più famosi specialisti del settore, consegnando quindi il Tridente d'Oro, che è il premio Nobel della subacquea, che guarda caso è stato uno dei premi che fu dato appunto a Jacques Mayol, Enzo Maiorca, Jacques Cousteau, eccetera eccetera. Quindi sicuramente i contenuti sono estremamente elevati, avremo degli studiosi di grandissimo rilievo che verranno appunto premiati, ma ci sono anche altri molti eventi, tra i quali mi preme sottolineare uno che abbiamo riservato ai ragazzi più giovani, ovvero insieme a Ocean Film Festival, nella giornata di venerdì avremo più di 150 ragazzi che nella tensostruttura in Piazza Unità potranno vedere i cortometraggi di Ocean Film Festival, all'interno dei quali ce n'è uno che spicca senza ombra di dubbio, che è la storia di Lisa Blair, la circumnavigatrice australiana che viene appunto, è partita proprio questa mattina da Sydney, arriverà a Trieste e racconterà la sua esperienza che l'ha portata in età ancora molto giovane a circumnavigare da sola l'Antartide senza scalo e con una determinazione, una forza d'animo che vuole essere da sprone ai ragazzi. Questo è un po' il sintomo e il simbolo che noi vogliamo dare. Anche vedo qua c'è la fotografia, ha anche una faccia simpatica, insomma. Sì, cioè, è vero, è molto simpatica. Ok, allora, poi ci sarà anche uno spazio, mi corregga se sbaglio, dedicato proprio anche, come dire, all'aspetto ambientale dell'intera faccenda. Certo. No? E lì sono dolori per certi versi. Ma no, allora, io sono molto ottimista, devo dire la verità. Premesso che abbiamo Mare Nord-Est nell'arco dell'anno, grazie anche ai propri partner, organizza operazioni di pulizia dei fondali più volte. Che trovate di tutto e di più. Troviamo di tutto e di più, però c'è da dire una cosa, e quando ritorniamo ai 14 anni fa, da quando abbiamo iniziato ad adesso, la situazione senza ombra di dubbio è migliorata. Non ci sono dubbi, tant'è che in certe zone addirittura abbiamo fatto dei rilievi e abbiamo visto il prima e il dopo e effettivamente nell'arco degli anni abbiamo visto dei netti miglioramenti. Parleremo però quest'anno di un tema molto importante che è quello delle reti fantasma. Le reti fantasma sono reti che purtroppo pescatori che non hanno scrupoli posizionano laddove non possono fare e lasciano in abbandono, soprattutto quando magari vengono monitorati dalle forze dell'ordine, quindi la Capitaneria di Porto in primis, e quindi lasciano queste reti alla mercé delle maree, delle correnti, che ovviamente il che comporta fondamentalmente un danneggiamento continuo, perché il pesce ovviamente continua a essere intrappolato. Il nostro compito è stato e sarà quello di monitorare la situazione. Quest'anno abbiamo avuto una segnalazione di una cosa di questo genere, in una rete che la Capitaneria di Porto ci ha segnalato essere lunga più di 800 metri, che abbiamo cercato in una zona specifica su segnalazione della Capitaneria di Porto e purtroppo non siamo riusciti a trovare, ma sarà nostra cura quella di ritornare in acqua utilizzando addirittura dei ROV subacquei che abbiamo a disposizione e tentando di provvedere a questa situazione. Ma il problema delle reti fantasma nel nostro mare fondamentalmente non è tanto importante quanto in altri mari. Sicuramente al sud questo problema purtroppo è molto più sentito. Ricordo Patrizia Maiorca che anni fa, già nel 2015, quando venne a una delle nostre prime manifestazioni, parlò delle reti fantasma all'interno della riserva marina del Plimmerio. Cos'è invece il progetto Battiscafo Trieste? È una delle cose più belle nelle quali potevamo come Mare Nord-Est partecipare ed essere operativi. Allora, tutto parte da un sogno che nel 2019
dopo l'edizione in cui Mare Nord-Est portò i tuffi da grande altezza a farli dall'Ursus, e tentammo di trovare qualche cosa di altrettanto importante da fare l'anno successivo. Quindi da quel momento là cominciamo una serie di interazioni con il Museo della Marina Militare degli Stati Uniti a Washington, e tentando in occasione del 60° anno, 2020 sarebbe stato appunto il 60° anno, di portare il battiscafo Trieste qui a Trieste. La cosa non fu fattibile per ovvi motivi, ovviamente quello che accade nel 2020 lo sappiamo tutti, però la cosa è rimasta, ed è rimasta al punto tale che l'anno successivo in un incontro che avemmo all'interno del Museo Revoltella lanciammo quest'idea di rifare una copia del battiscafo Trieste. La cosa venne presa dal nostro sindaco, la presentammo al nostro sindaco, il quale diede poi compito all'assessore Rossi che si è già messo in moto, tra l'altro. Ma l'assessore Rossi è veramente una potenza, è una cosa veramente incredibile, e devo dire grazie a lui, senza ombra di dubbio, l'anno scorso ci contattò e disse: ma questa cosa del battiscafo si può vedere di fare? E noi ci siamo messi di buon grado a disposizione, abbiamo creato una squadra all'interno della quale c'è il dottor Alupca, l'architetto Alessio Fabbricatore, l'ingegnere Marinò, e insieme a tanti altri abbiamo lavorato, e quindi il nostro obiettivo sarebbe quello di portare in occasione della prossima edizione della Barcolana il battiscafo Trieste, la copia qui a Trieste. Diciamo che ci sono buone possibilità, ovviamente qua bisogna lavorare in massima velocità, abbiamo trovato degli ottimi partner nella zona della Lombardia, sì. E in questo caso la M23 è un'azienda che lavorerà su questo progetto, ed è notizia proprio di pochi giorni fa che l'assessore ha dato il via libera definitivo all'operazione, quindi sarà un'operazione che riporterà lustro a un aspetto fondamentale della nostra città, che è il battiscafo Trieste, che racchiude al suo interno una serie di storie che vanno dal poliziesco, una cosa veramente incredibile. E tra l'altro questo è il momento d'inizio del ripristino del Museo di Enriquez, perché l'assessore Rossi a tal proposito ha un progetto molto articolato, molto ben sviluppato, che parte con il battiscafo ma non si ferma lì. Poi tra le tante cose che vedo nella brochure c'è anche questo Trieste Sea Sunset Dance. Sì, ogni anno Mare Nord-Est ha voluto offrire qualcosa di artistico. Negli anni precedenti abbiamo fatto delle sfilate di moda, quest'anno ci sono dei balletti legati al mare, quindi con costume, con musiche e con tematiche legate al mare, che questa scuola ci offre e metterà a disposizione, quindi sarà uno spettacolo nello spettacolo, perché abbiamo pensato di dare anche una valenza diversa a quelle che sono le tematiche ambientali che sono nostre. Abbiamo tentato quindi di andare un pochino oltre, e abbiamo trovato rispondenze in questo progetto, quindi chi è amante del balletto e della danza durante Mare Nord-Est avrà la possibilità di vedere qualcosa di estremamente carino. Sempre in Piazza Unità? Sempre in Piazza Unità d'Italia, esattamente. E invece questo può sembrare strano, che abbiate una collaborazione anche con quelli di Antares, che è il centro di studi astronomici, perché dice, questi guardano... Sembra che sia così, ma in realtà tutto nasce da una considerazione. Una volta i marinai usavano le stelle per navigare. E quindi noi abbiamo pensato, chi è che conosce bene le stelle, che ci può dare una visione sono bravi, diversa? tra l'altro. E i ragazzi di Antares sono eccezionali. Noi li avremo venerdì prima del telegiornale, così penso che, io non so mai ciò di cui parlo prima delle trasmissioni, quindi penso che parleremo anche della loro partecipazione a Mare Nord-Est, certo. E tra l'altro mettono a disposizione diciamo dei cannocchiali appositi che verranno messi su Mole Audace, e quindi ci sarà la spiegazione nella fase notturna, quindi diciamo dalle 10 di sera in poi, di quello che le stelle ci possono dare. E racconto un aneddoto che secondo me è molto carino. Anni e anni fa ebbi l'occasione di fare una traversata oceanica a vela, e per la prima volta mi trovai al timone di una barca importante che quindi doveva navigare costantemente, e lo skipper, un ragazzo veramente incredibile, si chiamava Ernesto Moresino, e mi disse: non guardare la bussola, guarda le stelle.
E a un certo punto cominciai a navigare guardando le stelle e capii cosa il significato del sei la mia stella, cioè la direzione che ti viene data è quella che la stella ti offre. E quando per un attimo la nube la copre, tu rimani, ti senti perduto, e quando la ritrovi dici, ok, la direzione è quella giusta, e quindi vai avanti tranquillamente. Io sarei negatissimo perché di queste cose non capisco assolutamente niente. Per cui quelli di Antares capiscono e ci illustreranno in maniera incredibile. Sono davvero molto bravi. Allora, è abbastanza anche notevole la quantità. Allora, la manifestazione è promossa appunto dall'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacquee, c'è la collaborazione del Comune, della Regione, io sono Friuli Venezia Giulia, però insomma ci sono anche parecchie collaborazioni scientifiche e anche sponsorizzazioni, insomma, perché certo. è inutile far finta di no. Vedo per esempio che c'è anche Cani Salvataggio Trieste. Certo, che offrirà uno spettacolo durante la fase, diciamo, di attesa dei ragazzi che arriveranno alla fine della traversata delle Tre Nazioni, ma soprattutto quello che è veramente importante, abbiamo avuto il patrocinio della Commissione Europea, tant'è che sarà presente anche il rappresentante in Italia della Commissione Europea per le tematiche ambientali, che è Maria Sole Bianco, che è una giornalista della RAI, che sarà presente e racconterà un pochino di esperienze legate anche al mondo dell'associazione che lei porta avanti. Ma a partire dalla Commissione Europea abbiamo avuto il patrocinio anche del MASE, il Ministero dell'Ambiente, così come Regione, Comune, tutti quanti, compreso l'Università di Trieste, che tra l'altro avrà l'occasione di festeggiare il tridente d'oro che verrà dato al dottor Stefano Furlani, che è un triestino e che per la prima volta si potrà fregiare di questo ambito premio. Poi c'è anche l'OGS, vedo, Gorizia 2025, l'Accademia Nautica, insomma sono parecchie realtà di quella Capitaneria di Porto, parecchie realtà che hanno a che fare con il mare, logicamente, che vi danno una mano. C'è anche poi l'ARPA, e ben per forza, perché vorrete sapere certo, le previsioni. No, ma sono molto bravi oltretutto perché avranno l'opportunità di fare una sorta di kermesse mirata proprio a tematiche come quelle dei cambiamenti climatici, su un argomento estremamente delicato e vasto, e quindi ci faranno vedere un pochino come la storia del cambiamento ambientale sia tangibile, e soprattutto ci daranno una storicizzazione di questi cambiamenti, quindi veramente importante. L'OGS parteciperà invece per i laboratori che faremo per i bambini domenica mattina, già a partire dalle ore 9, e quindi consigliamo tutti di venire a vedere questi laboratori, soprattutto i bambini, perché veramente è una soddisfazione poter lavorare con loro. Allora, ricordatevi Mare Nord-Est 2025, l'altro giorno ho letto, sono sbagliato, ho detto 2025, ho detto alle 20:25, invece questa è proprio l'edizione di quest'anno. Credo che basta digitare Mare Nord-Est e poi trovi tutto quanto vieni mandato. Si incomincia venerdì 23 e si finisce appunto domenica 25. Grazie a Roberto Bolelli per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. La prossima volta, facciamo così, il prossimo anno, quando venite a presentare l'edizione numero 15, si porti anche il mio amico Renzo Petracco, perché non vuol mai venire ospite, però se glielo chiedete voi, questa storia di parlare di subacquea eccetera, forse che riesco a stanarlo. Bene, buon lavoro, grazie a tutti, vi aspettiamo. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia del professor Giovanni Liguori, che è il direttore della clinica urologica di Asuggi, nonché docente di urologia e andrologia all'Università di Trieste. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Onusto, si direbbe, presso quelli che parlano bene, di un bollino rosa, che è un riconoscimento molto importante, che si aggiunge anche ad altri
riconoscimenti che voi avete. È abbastanza intuibile che Bollino Rosa si riferisce a percorsi per la salute della donna. Sì, esattamente. È una certificazione, diciamo, rispetto al rispetto di alcuni criteri importanti per la medicina di genere. La medicina di genere ovviamente non è solo, ovviamente tutti sanno che la donna è fatta in modo diverso, non è solo una questione di differenze biologiche, sì, ma qui parliamo di comprendere quali possono essere le differenze, diciamo, culturali, sociali, a volte anche psicologiche tra uomo e donna, e quindi creare dei percorsi personalizzati che permettono un accesso alle cure che sia di fatto più giusto. E questo non è sempre possibile, purtroppo. Tra l'altro è ben vero, no, professore, che di solito quando viene in mente urologia si pensa quasi sempre all'uomo, insomma, no? Questo è vero, infatti è per questo che ci tenevo molto a questo bollino, perché in effetti diciamo, l'urologia è anche femminile, non solo diciamo, nei pazienti ma anche nei medici. Adesso l'utenza che viene da noi vedrà quante donne abbiamo in urologia, quanti bravi medici, bravi chirurghi abbiamo in urologia donna. Ma per quanto riguarda i pazienti ci sono tante patologie che sono prettamente femminili, pensiamo alle cistiti ricorrenti, all'incontinenza urinaria, a tutti i disturbi del pavimento pelvico. Queste sono problematiche magari forse percepite dall'opinione pubblica in generale non così gravi come può essere un cancro, però le assicuro che dal punto di vista della qualità della vita possono alterarla profondamente, e quindi queste pazienti stanno male. Cioè riuscire a creare dei percorsi diciamo, personalizzati per le donne, dove possano sentirsi diciamo, accolte in un ambulatorio dedicato, dove no, i medici e gli infermieri che sono presenti sono diciamo, abituati e avvezzi a trattare anche col genere femminile, con le donne questo è importante e non è scontato. Si può parlare di medicina di genere o è un concetto... No, si deve parlare di medicina di genere adesso, proprio per quello che le dicevo, cioè la questione fondamentale è diciamo, riuscire a creare dei percorsi personalizzati che consentono a tutti, uomini e donne, di riuscire ad avere una diagnosi, ma non solo, ma anche una prevenzione, una terapia personalizzata. E questo è importante. E, diciamo, può sembrare strano, però un trattamento può essere diverso da uomo a donna anche per la stessa patologia. Può essere più complesso, pensiamo al trattamento, non so, mi viene l'esempio più banale, è il trattamento dei tumori della vescica. La vescica femminile è molto, molto fragile, quindi trattare una vescica di una donna ci vuole molta più attenzione, molta più esperienza rispetto a trattare una vescica femminile o maschile. E allora, parlando anche con i suoi colleghi, la scorsa settimana avevamo ospite il professor Confalonieri, se non vado errato, sì, e l'idea appunto della medicina sartoriale ormai è passata, cioè è abbastanza, come dire, comune, insomma, nel senso è un passaggio in più, perché diciamo la verità, il rapporto che deve instaurarsi fra medico e paziente è fondamentale per certi aspetti, no? Qui si va addirittura oltre, nel senso che c'è un rapporto, come posso dire, che riguarda quel paziente X, perché il rapporto che ci sarà col paziente X non sarà lo stesso che sarà col paziente Y, per via delle differenti, seppure saranno anche differenze marginali che noi non coglieremo, ma che lo specialista coglie proprio per questo, cioè ognuno è davvero caso a sé. Sì, questo è vero, è verissimo, in effetti è anche vero, questo richiamo alla medicina sartoriale è corretto, nel senso che
ormai non esistono neanche più i sarti, quindi si parla, no, sono solo i centri commerciali, quindi in realtà è qualcosa di più, in effetti. Si tratta di appunto accogliere quel paziente e trovare le risposte per quel paziente. E questo può essere variabile da uomo a uomo o da donna a donna, e ovviamente tra uomo e donna, ma basta pensare che se lei pensa che tutti gli studi, cioè tantissimi studi che sono stati fatti per stabilire quali sono le migliori terapie di una certa patologia, sono state fatte su uomini. No? Sì. Quindi in realtà teoricamente non sappiamo, potrebbero anche essere diverse le risposte, no? Di un uomo rispetto a una donna, però invece gli studi vengono fatti prevalentemente quegli animali anche prevalentemente sui maschi. Per dire. Cui, vediamo se riesco ad articolare la domanda. La medicina, io la chiamo sartoriale, non so se, o personalizzata, non so se il termine è uguale, eccetera, magari. Come diventa case history? Cioè, se è personalizzata per una persona, come diventa precedente per sapere come procedere anche per altre persone? Non so se ho reso l'idea. Sì, no, lei ha reso l'idea, diciamo, il concetto è riuscire ad avere, l'abbiamo detto, insomma, sono stati fatti un percorso personalizzato. Questo vuol dire avere la possibilità di offrire una varietà di cure e una varietà di trattamenti, e in questo modo riuscire a personalizzarlo. Cioè, ormai, voglio dire, anche un tumore della prostata, per dire, questo magari dell'uomo, però il tumore della prostata non per forza deve essere trattato con un intervento chirurgico. Si può fare una terapia oncologica, si può fare una radioterapia, si può fare una terapia focale adesso anche con nuovi trattamenti, che però devono essere personalizzati, perché non in tutte le persone possono essere fatte, e quindi il problema fondamentale è quello di riuscire ad avere le tecnologie e i trattamenti più moderni, in modo da poterli offrire al paziente giusto. E questo è quello che stiamo cercando di fare, e penso che ci stiamo riuscendo. Da quanto tempo esiste questa opportunità, da quando è nata? Della sartoriale, della medicina? Beh, la medicina sartoriale se ne parla ormai da una decina d'anni, diciamo. Quindi è abbastanza recente. Sì. È abbastanza recente, ma non recentissima. Non recentissima. Diciamo. Adesso siamo, diciamo, oltre, mi è piaciuta questa cosa, siamo oltre il sartoriale, siamo sul personalizzato adesso, che mi sembra una cosa diversa, ecco, francamente. E i pazienti arrivano, come dire, conoscono questo? Qualcuno sì, qualcuno no. Ovviamente sono quelli che sono più informati, che magari vogliono un certo tipo di trattamento, che magari però per quella persona non va bene. Quindi il nostro compito è quello di spiegarli. Pensiamo per esempio nell'uomo a tutte le varie possibilità che adesso abbiamo per curare l'ipertrofia prostatica benigna, che non è solo la classica resezione endoscopica, ma adesso c'è il laser, abbiamo la possibilità insieme ai radiologi interventisti di fare dei trattamenti angiografici sulla prostata, cioè di embolizzare, di chiudere le arterie che vanno alla prostata. Adesso avremo a breve disponibile anche il trattamento della prostata col vapore acqueo, cioè una fonte di energia diversa, un trattamento innovativo, in cui crediamo molto. C'è la possibilità di adesso anche tramite la chirurgia robotica nelle prostate più grandi possiamo intervenire in modo mini-invasivo con un approccio utilizzando il robot chirurgico Da Vinci, quindi questo vuol dire medicina personalizzata. Io una volta avrei dovuto operarmi, poi non è stato nemmeno necessario, però mi ricordo che andai a parlare con un mio amico, il dottor Stefano Martinolli, che avrebbe dovuto... Certo, ho detto, conosco molto bene. Ho detto, mi farai col laser, mi farai... Dice no, è la tecnica vecchia, perché questo... Io sono rimasto anche un po' deluso, per dire, ho detto come? Parlo di queste cose con tutti gli ospiti che mi arrivano da Asuggi, e invece poi succede anche questo. Cioè, il fatto che
per la clinica urologica possa utilizzare tutte queste novità. Il robot, anche questo non è che sia proprio una novità, perché comunque 10 anni, 10 anni anche questo. È più facile, non so, per via della zona interessata ed eventualmente all'intervento eccetera, o è ma no, questo è un caso, insomma, credo un po' comunque in tutte le specialità chirurgiche, che quelle che conosco un po' di più. Negli ultimi 10 anni, 15 anni c'è stata una innovazione importantissima. In urologia senz'altro, le tecnologie stanno cambiando radicalmente la chirurgia, però anche nelle altre, insomma, e questo, insomma, bisogna rimanere al passo, aggiornarsi, proprio per cercare di dare le risposte più giuste ai pazienti. Mi azzardo a fare una domanda, io in genere azzardo quasi sempre le mie domande, questa mi faccio paura io mentre gliela pongo. L'intelligenza artificiale avrà spazio anche in futuro in medicina, posto che non l'abbia già in qualche modo, ma o quantomeno la domanda potrebbe essere, forse questa è migliore, come vi approcciate alla possibilità di utilizzarla? Noi siamo molto aperti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di tutte le novità. Ovviamente quando si tratta della salute della gente dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Diciamo che adesso le applicazioni più importanti sono senz'altro nella fase diagnostica in questo momento. La radiologia sicuramente verrà influenzata molto nel prossimo futuro, nel breve futuro, dall'intelligenza artificiale, ma anche tutta la diagnostica, anche la diagnostica urologica. C'è la possibilità, per esempio c'è un esame che si chiama cistoscopia, in cui noi entriamo dentro la vescica e guardiamo dall'interno la vescica per vedere se ci sono malattie o meno. Queste immagini possono essere viste anche attraverso l'intelligenza artificiale, in modo da dirci se delle zone sospette possano nascondere o meno patologie anche gravi. Questo sarà sicuramente possibile, in questo momento a Trieste ancora non è possibile, ma è un futuro, credo, a Trieste, ma insomma, da nessuna parte è possibile in questo momento, però è una cosa che sarà a breve, senz'altro. Però bisogna anche stare attenti, perché insomma ci vuole sempre l'uomo dietro, perché l'intelligenza artificiale va avanti ad algoritmi, quindi potrebbe tranquillamente anche sbagliare. È una sfida, quindi, anche per quanto riguarda... È senz'altro anche per noi una sfida, assolutamente, per migliorare sempre di più, perché sennò verremo tutti sostituiti, certo. Come anche, penso anche voi. Credo che se uno scrive su ChatGPT fammi un articolo, te lo fa in 5 secondi, però... Anche meno. Vabbè. Invece, quali sono gli altri due bollini? Sì, diciamo, gli altri due bollini che abbiamo avuto sono quello azzurro, che è un ambito su cui siamo da sempre interessati, quello della patologia prostatica, sia benigna che maligna, quindi il cancro della prostata e l'ipertrofia prostatica benigna. E questo bollino certifica che c'è una attenzione a 360 gradi e quindi anche qui un approccio multidisciplinare alla diagnostica e alla terapia, con un'attenzione anche alle complicanze funzionali, che sono quelle dell'incontinenza urinaria e dell'impotenza dopo i trattamenti per il cancro della prostata, sia chirurgici che radioterapici. E poi il bollino arancione, che invece rispetto al trattamento del tumore del rene. Questo è possibile, ovviamente non posso fare tutto da solo, ma grazie anche a una equipe importante che ho, di colleghi molto validi, a cominciare dal professor Umari, che è venuto da poco, siamo riusciti a riaverlo, è uno dei nostri che si è andato a specializzare in Inghilterra per tanti anni sulla chirurgia robotica, e adesso è il responsabile della chirurgia robotica della nostra unità semplice di robotica. Abbiamo poi la Prostate Cancer Unit, che appunto c'è il dottor Daloia, poi abbiamo l'urologia funzionale,
che è quella proprio del bollino rosa, okay. la struttura che si occupa appunto del trattamento, diciamo, della patologia femminile, in cui abbiamo un'altra collega che è la dottoressa Vedove, ma anche tanti altri colleghi. Insomma, adesso però se parliamo di questi bollini, questi diciamo, sono i tre punti di riferimento. Lei ha citato un altro aggettivo che molto spesso emerge quando si parla di cure, quando si parla di ospedali, eccetera, che è l'aggettivo multidisciplinare, no? Cioè ormai anche questo è un altro aspetto della medicina di adesso, no? Certo, fondamentale, cioè, è impensabile adesso trattare una patologia senza confrontarsi con i colleghi. Trattare un tumore senza avere una discussione prima, sia in fase diagnostica, ma non ne parliamo in fase terapeutica, con l'oncologo, il radioterapista, il radiologo e il patologo, è impensabile in questo momento. Cioè, questa è una cosa in cui noi ci abbiamo creduto dall'inizio, ancora il mio predecessore, il professor Trombetta, e il professor Belgrano ancora prima, che è una cosa che è assolutamente fondamentale. Questi bollini, il bollino blu, il bollino arancione, testimoniano anche questo, cioè l'affronto multidisciplinare rispetto a patologie gravi, in modo proprio da personalizzare ancora i trattamenti. Questo in alcuni casi poi immagino che dipenda anche dalla, non so, più cresce l'età del paziente, più è necessario, immagino, questo tipo di collaborazione, certo. Perché insomma, si può immaginare che uno ha più problemi. Ecco, sicuramente, diciamo, questo è il problema di adesso, cioè la popolazione è sempre più anziana, pazienti che quando io ho iniziato a lavorare nel 94, non si faceva nulla in pazienti sopra gli 80-85 anni, sicuro, cioè non venivano operati. Adesso invece, non dico la norma, ma vengono trattati non come i pazienti più giovani, perché ovviamente non possono fare tutto, però gli possono essere sicuramente proposti trattamenti anche curativi anche per patologie molto gravi. Questo grazie appunto a un approccio multidisciplinare, che non è solo la chirurgia, che è sempre più mini-invasiva, ma anche l'anestesia, che è migliorata tantissimo, ma anche la possibilità di dare terapie che consentono la conservazione dell'organo, penso alla radioterapia in alcuni casi, alla chemioterapia, che ha fatto dei passi da gigante rispetto a prima. Torniamo a parlare di un argomento che insomma, soprattutto poi per gli uomini di una certa età, come dire, diventa interessante, insomma, importante anche, insomma, ed è proprio la questione del tumore alla prostata ed eventualmente le prevenzioni, eccetera. Io non ho mai capito come viene considerato il PSA, perché una volta cioè, in realtà non è mai stato, come dire, è un dato che ti consente di ragionarci sopra, ecco, insomma, non è un dato assoluto. Sì, la ringrazio per la domanda. È molto giusto quello che dice, anche perché è indubbio che anche noi urologi abbiamo abusato del PSA. Però di fatto il PSA è l'unico modo per fare una diagnosi precoce del tumore della prostata. Il problema è che non possiamo fare uno screening con il PSA. Perché? Perché il PSA è un esame che ha una altissima sensibilità, ma una specificità non altrettanto alta. Questo cosa vuol dire? Se un paziente ha un PSA alto, non necessariamente ha un tumore della prostata, ma un paziente con tumore della prostata ha un PSA certamente elevato. Quindi il tema è riuscire a individuare quali pazienti con PSA alto hanno un tumore della prostata. In questo senso il PSA è stato criticato in passato anche dallo stesso
credo che, non so, tanti anni fa, tipo 10 anni fa, forse è stato anche ospite qui, l'inventore del PSA, diciamo, tra virgolette. Ho fatto una conferenza a Trieste, mi ricordo, al Teatro Mela, ma il concetto non è che non si deve fare il PSA, no. Il problema è che non si può purtroppo utilizzare come screening, come si può fare con il sangue occulto o altre cose di questo tipo. Perché? Perché avremmo troppi falsi positivi. Non so se fosse stato troppo specifico e non si è capito, però il problema è questo. La differenza in realtà fra diagnosi e screening quale sarebbe? Beh, lo screening nel senso che faccio a tutta la popolazione di Trieste sopra i 50 anni il PSA, allora avrei una quantità incredibile di PSA alti che poi dovrei gestire, fargli la risonanza, fargli le biopsie, fargli le cose, con il rischio di arrivare a delle overdiagnosi in pazienti che magari hanno dei tumori che sono clinicamente non significativi. E quindi avremo un overtrattamento di pazienti che non necessitano di un vero e proprio trattamento, tra l'altro. Senta professore, in queste settimane, poi adesso non so se toccherà anche a voi, eccetera, ma comunque alcune strutture complesse di Esugi rendono noti i dati del proprio lavoro, eccetera. La scorsa settimana ha iniziato come si chiama, otorinolaringoiatria, e una delle cose che il professor Tirelli ha sottolineato era il fatto che molte sono gli esami che vengono prescritti dai medici curanti, che magari poi si rivelano non sufficienti, eccetera. Adesso io non voglio sembrare di entrare in gamba tesa, eccetera, perché non è questo l'argomento della puntata, però insomma riscontrate anche voi un qualcosa di cioè è generalizzato? Cioè, non ho capito bene, nel senso di una... troppe richieste da parte dei medici. Ma devo dire che noi abbiamo un buon rapporto col medico di medicina generale. È chiaro che quando si parla di cose specialistiche, il medico di medicina generale a volte per definizione non può... è chiaro che questo può generare un aumento delle richieste, però devo dire che il medico di medicina generale, perlomeno in ambito urologico, sono mediamente molto attenti, anzi i pazienti si lamentano che i medici di medicina generale gli fanno fare pochi esami. Ho capito. Però magari nell'ambito otorino è diverso, ma credo che la questione dell'otorinolaringoiatria è che sia, a parte il mal di gola, però per le altre cose sia molto più specialistico, per cui ho capito. Credo che il problema sia questo. Ho introdotto questo argomento, non abbiamo concluso. La questione invece poi che giova ripetere in ogni caso è quella della prevenzione, di che cosa bisogna fare eventualmente proprio per la prevenzione del tumore alla prostata, che è uno dei più subdoli, perché non ha manifestazioni, insomma, quantomeno. Sì, diciamo che questo, purtroppo il tumore alla prostata non ha manifestazioni, come molto spesso tutti i tumori non hanno manifestazioni. Sì, questo è anche vero. Quello che mi dicono sempre i pazienti, che ci dicono sempre i pazienti, come non ho nessun disturbo, noi vi rispondiamo meglio che non hai nessun disturbo. È proprio perché non hai nessun disturbo che ti devi trattare e che ti puoi trattare, perché se aspettiamo di avere dei disturbi, magari può essere pure che siamo arrivati tardi. Quindi la prevenzione quindi è fondamentale. Per il tumore della prostata, prevenzione vuol dire fare un esame del PSA, che consigliamo di fare ai pazienti dopo i 50 anni, una volta l'anno, dopo i 50 anni, e dopo i 45 nei pazienti che hanno una familiarità, cioè che hanno un papà o un fratello o uno zio paterno che ha avuto il tumore della prostata. PSA e visita urologica, ovviamente, perché il PSA poi deve essere, come diceva giustamente lei, interpretato, chiaramente. Ma se mi permetto di dire che c'è un'altra patologia molto importante in cui dobbiamo fare la prevenzione urologica,
soprattutto adesso che non c'è più la visita di leva. Ne so qualcosa. Tra l'altro, che è il tumore del testicolo, e io non mi stanco mai in tutte le occasioni di ricordare e di stressare il fatto che tutti gli uomini, ma giovani, tutti i ragazzi giovani, dai 20 ai 30 anni, devono fare l'autopalpazione. L'autopalpazione del testicolo purtroppo non viene fatta, le donne sanno che devono fare l'autopalpazione del seno, l'uomo purtroppo non fa l'autopalpazione. C'è sempre anche quella storia di Pruderino, se vogliamo, che è un discorso magari... Però purtroppo il tumore del testicolo, per fortuna è un tumore rara, ma purtroppo in questa fascia di età, 20-30 anni, è il tumore più frequente. E possiamo diagnosticarlo con un semplice esame obiettivo, cioè, perché si sente un sassolino nel testicolo. Confermo. E questo è fondamentale. Anche in questo, soprattutto tornando alla prostata, eccetera, anche lì stili di vita, attenzioni particolari, è sempre il caso di tenerle, ecco, insomma. Ma questo senz'altro, questi sono i consigli, diciamo, abbastanza basici. Non dico basici, però fondamentali. Stile di vita vuol dire stare attenti all'alimentazione, quindi avere un adeguato rapporto tra proteine, carboidrati e grassi. Mia figlia per esempio è bravissima in questo, cioè, lei si misura sempre le cose, eccetera, mangia tantissimo, è sempre magra, perché se uno mangia bene, se uno mangia bene sta bene, eccetera. Infatti abbiamo imparato noi da lei. Ma a parte l'alimentazione, in urologia avere un'adeguata idratazione, almeno 1,5 litri al giorno d'acqua, soprattutto d'estate anche 2 litri, per la prevenzione della calcolosi, che è una patologia che può essere estremamente grave. Un'attività sportiva fisica, diciamo più che sportiva, un'attività fisica costante, regolare, dove intendiamo anche banalmente una camminata veloce, però per almeno mezz'ora, e questo è fondamentale, anche per la prostata, anche per la fertilità, per dire, ma per una normale vita sessuale, diciamo, sono tutti aspetti. Non fumare, ovviamente, chiaramente sono tutte cose che magari su cui io insisto molto sui miei collaboratori, noi dobbiamo insistere su questo. Il paziente, se noi gli diamo solo una compressa, non gli facciamo un servizio. Sì, ci perdiamo più tempo magari, però il paziente magari dice ma guarda questo che vuole, eccetera, però questo è quello che gli dobbiamo dare se vogliamo guarirlo veramente. Se dobbiamo dargli una pillola, allora può andare da chiunque, insomma. Ma è vero, rapidamente, è vero che i pomodorini fanno bene? I pomodorini fanno bene perché hanno molti antiossidanti, un antiossidante che si chiama licopene, che è fondamentale per la prevenzione dei tumori, in effetti, quindi è vero, i pomodori fanno. Poi sono anche buoni, almeno a me piacciono. Allora, grazie al professor Giovanni Liguori, che è il direttore della clinica urologica di Esugi, buon lavoro e grazie complimenti anche per i risultati ottenuti. Grazie. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle 17:55.